Blindo Studios presenta. Pronto? Pronto, parlo con il signor Gaetano? Sì, io sono in persona. In persona. Senta, io sono il fratello di una ragazza che voleva parlare con lei. Ho chiamato io perché avevo paura che non rispondesse lei direttamente. Sì. Perché mia sorella, purtroppo, non so se purtroppo per fortuna, diciamo così, ma si è invaghita di lei. Capisce, signor Gaetano? Sì. Ha preso una cotta, una sbandata per lei, mia sorella. Ma chi è? Si fa chiamare Clitoride Pazzo, è una ragazza molto, molto, come si può dire, passionale, capisce? Ora gliela passo, va bene? Sì. Ecco, Clitoride, Loredina, vieni, parlaci tu, è lui, è proprio Gaetano. Oh, che calore. Pronto? Gaetano? Sì. Ciao Gaetano, mamma mia, sentire la tua voce mi fa venire un calore, che calore. Oh Gaetano, sei meraviglioso, un uomo fantastico, io non posso vivere senza di te, ti voglio. Gaetano, sono Clitoride Pazzo, la tua clitoridina, ti prego Gaetano, dimmi che mi vuoi, sono giovane, sono bella, ma io voglio te, non voglio nessun altro. Gaetano, non mi fare fare le rime, Gaetano. È una falsa in commedia, Come? È una falsa in commedia? Una falsa in commedia? No, io sono vera, non sono falsa e non faccio la commedia. Gaetano, io sono la tua Clitoride Pazzo, la tua voce mi rivolta lo stomaco. Che calore! Mi fuma, mi brucia. Ascoltando la tua voce, Gaetano, io ancora di più ti amo, ti voglio, ti bramo. Facciamo sesso io e te. Dove abiti? Io abito molto vicino a te, per questo ti ho visto, e quando ti ho visto Gaetano io non ho potuto reprimere i miei istinti meravigliosamente sessuali. Che calore! Gaetano, ascolta, io ho bisogno di vederti. Ho bisogno in tutti i modi di vederti. Stai tranquillo, non ti faccio niente, tutte cose buone, tutte cose belle, ti farò stare bene. Ti farò tutte cose belle e ti farò stare bene, ti farò godere, Gaetano. Gaetano, amore mio. Che calore. Cosa ne dici? Tu devi dire che vuoi e io No, ti rispondo. io te l'ho già detto cosa voglio. Io voglio fare l'amore con te, Gaetano. Voglio fare tanto l'amore con te. Gaetano, io ti voglio rendere felice. E tu cosa ne dici? Ma dove vuoi andare? Dove ti pare? Se hai un posto tu, bene, se non lo trovo io. Io ho una casupola, insomma, molto riservata, è di mia zia, cioè praticamente non ci va mai nessuno. Ci potremmo andare insieme, che dici? Ora vediamo. Gaetano, ma tu sei sposato? Non ho la moglie io, e mia morte saluta a noi. Ah, ho capito. A me, no, non mi dispiace, sai, però da una parte è meglio che tu non abbia una moglie adesso. C'hai un amante? No. Non hai nessuno? No. Oh, Gaetano. Fino a questo momento no. Ma allora avrai Ho me, una Gaetano. figlia in casa, signorina. Ho una figlia, signorina. Insegnante, professoressa. E quanti anni ha tua figlia? 40 ora, 39. Io sono molto più giovane di lei. Gaetano, a me piace l'uomo maturo, l'uomo meraviglioso come te. Io ti ho visto e hai quel che di maschio, veramente. Ma tu cosa fai alle donne? Cosa ci fai alle donne, Gaetano? Guarda, sono partita proprio per te. Vogliamo fare l'amore, Gaetano? Sì, ma dove ci dobbiamo vedere? Oggi sei libero? Non Oggi posso più quando? aspettare. Oggi pomeriggio alle 5:30. Sei libero? E dove deve... No, Come? oggi non mi posso Non muovere. puoi? Dimmi quando. C'è mia figlia. Puoi uscire però? Sì, uscire. Io non vengo in casa tua, ti porto io in questo appartamentino dove non va nessuno e io ho le chiavi, va bene? Ascolta. Ma ancora non so perché quando viene mia figlia. Come? Perché mia figlia ora viene perché all'una arriva col treno. Sì, e allora? Io non so se sono disponibile o meno. Alle 5:30? Disponibile o meno. Se sei disponibile perché non posso uscire. Secondo gli impegni che c'ha. Allora, a che ora potresti uscire? Ma non lo saprei se non prima viene, te l'avevo già detto prima. Sì. Non so perché mia figlia non lo so.
E va bene, ma cosa c'entra tua figlia? Insomma, Non hai capito? è grande. Non so quando viene che dobbiamo fare, hai capito? Ho capito. Perché sono io e lei soli. Tesoro, allora ti devo richiamare? Sì. Sì, tesoro. Guarda, mi hai fatto un grande piacere dicendomi che sì, che tu vuoi fare l'amore con me. Perché tu sei un uomo vero, giusto? Sì. Sì o no? Che hai tu? Io sono una donna vera, io ti spalancherò le porte della mia anima, insomma, di tutto. Gaetano, che calore! Vabbè. Non senti anche tu un calore? Sì, come no. Sei eccitato, Gaetano? Sì, anch'io tanto, quasi subito, guarda, quasi subito. Gaetano, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ti ho detto è alle 1:10 arriva mia figlia. Sì, ma adesso cosa stai facendo con la mano, Gaetano? Nessuna cosa. No, Nessuna cosa. Ah, peccato. Allora lo faremo insieme, d'accordo? Sì. Ti richiamo io, d'accordo? Sì. Ciao Gaetano, amore. Che calore, che calore. Il povero Gaetano c'è caduto in pieno. Il povero Gaetano c'ha una voglia, sono anni che non ha più una donna e sicuramente lui provvede diversamente con la mano, il Gaetano, ma io prendo il suo numero perché siccome più tardi non posso chiamarlo e lo chiamerò domani, no, se questa rompi coglioni di figliola, sì, insomma, voglio dire, si decide a starsene per i fatti suoi, no? La signorina zitellone, quindi, capito? Ecco, ho preso il numero e scrivo Gaetano, domani magari Clit Paz. Ecco, va richiamato, vediamo, riguardo per bene il numero per non sbagliare perché poi lo perdo, se no. Ecco, perfetto. Gaetano, la prima vittima di Clitoride Pazzo, che come vittime, devo dire, insomma ne ha fatte, ma questa è una vittima particolarmente ambita, perché questo Mino ha fatto anche una voce alla fine, ciao, e mi ha chiesto se era una falsa in commedia, non l'avevo mai sentito dire, no? Vabbè, comunque, lo so, che tu vuoi fare? Però c'ha la figlia insegnante. Vabbè, andiamo da qualcun altro e andiamo su appunto Clitoride Pazzo e le sue pazzie sessuali. Sì. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Scusi, ma c'è il signor Ferdinando? Ma chi è che parla? E io sono il fratello di Clitoride Pazzo, una ragazza che si è innamorata di lui. Da chi? Non ho capito. Mia sorella si è innamorata di Ferdinando. Sua sorella? Sì. Come si fa, signora? Ferdinando, e chi è sua sorella? Mia sorella si chiama Clitoride. Come? Clitoride. Non ci so dire niente, guarda, mio nipote non c'è. Ah, è suo nipote Ferdinando? Ah? Ferdinando è suo nipote? Vincenzo. No, ma lei, sì. Ma è lei che si è innamorato di Vincenzo o di Ferdinando? Di Ferdinando. Suo nipote. Sì, ma chi è Ferdinando per lei, signora? Ma il mio genere è sposato 8 figli giovani. Ma che 8 figli giovani? No, figli vecchi, figli giovani. Allora, non ho capito, Ferdinando è il suo genero? Sì. Quindi ha sposato sua figlia? Sì. Ha 8 figli? Sì. Cioè, ce ne ha Ferdinando 8 figli? Sì, 2 figli, abita sopra di me, No, scusi, sono nella sua casa. ho capito 8, signora, 2 ne ha, 2. Allora, abita sopra lei? Aspetta un minuto, chiudo la televisione, non sento niente. Brava signora, minchia. No, qui non ci si capisce, no? Va. Sì, ma è ancora molto alta la televisione, signora. Ora sì. Che bella liberazione, spengere la televisione. Fa rima. Parla ora, dai. Adesso parlo. Allora, lei mi sente? Io sono il fratello di Clitoride. Clitoride è mia sorella. Clitoride. Ma dove abita, scusa? Abita qui vicino a lei e si è invaghita di Ferdinando. Ma è sua sorella? Mia sorella si è innamorata di Ferdinando, ha preso una cotta tremenda, una tramvata, signora. E lei
la prendi e ci dici che qua non c'è niente, perché Ferdinando è sposato e ha 2 figli. Sì, ma Ferdinando, a quanto pare, le ha fatto l'occhietto. L'occhietto, sa come l'uomo va cercando sempre qualcosa. Se l'uomo cerca, l'ha trovata, signora. Mia sorella si è sentita, come dire, incoraggiata. Io non vorrei che nascesse qualcosa. No, Signora, no, c'è la sua sorella che non lascia stare a Ferdinando. Ferdinando... ma è Ferdinando che non lascia stare mia sorella, signora. ce lo dico io a mio oggi, non si preoccupa. Ce lo dice lei? Mi Dice- lascia stare, come detto si chiama? Ce lo dica, clitoride. Deve dire a Ferdinando, lascia stare clitoride. Va bene? Clitorie. Clitoride. Ah, clitoride. Se la può Va anche bene. scrivere, sa scrivere, signora, sì? Ma non ce l'ho ancora la penna, va bene. Non c'è la penna, vabbè, Me lascia diciamo stare che non a c'è la sua- penna. a sua- che è sua- Allora, che è sua le dice sorella. a Ferdinando che io sono un po' preoccupato, sono il fratello, capisce? Ha ragione, è giusto, La ragazza è giovane e ha preso questa cotta, capisce? È giusto, no, non si fanno queste cose. No, non Che si se lo fanno. sa, mia figlia lo butta fuori. Lo so, la figlia non è butta giusto, fuori il poi marito. le sue figlie che fanno? Allora mi dici il nome di sua figlia, di sua sorella. Mia sorella si chiama Clitoride. Clitoride. Trido. No, come Torino, Ah, Clito. Ride. De. Ecco, clitoride. E lui come si chiama? Chi lui? Lui si chiama Ferdinando. No. Ah, il io? fratello. Ah, io come mi chiamo? Ah, sì, Adolfo. Adolfo, il fratello di Clitoride. Ora, il problema è che questa Clitoride vuole in tutti i modi fare l'amore con Ferdinando. Madonna, ma... Signora, io, siccome è nell'altra stanza, gliela posso passare così, glielo dice lei? Gliele Sì, fa me la passare, passa, me gliele la fa passa. passare lei sua i sorella. grilli per il capo. Ecco, Clitoride, guarda, vieni, c'è una persona che vuole parlare con te. Chi è? No, è una signora, una brava signora. Ma che è normale o è sottomoto? Pronto? Pronto, signora? Sì, guarda, Sono Clitoride. Quanti anni hai tu? 23. 23. Sì. Guarda, vede che Ferdinando è sposato. Ferdinando! Oh, il mio amore, Ferdinando, io lo amo. Ascoltami, No, ma Ferdinando, invece- sì, Ferdinando lo voglio fare l'amore con lui. Che calore! No, Sì. mettete la testa a posto perché Ferdinando ha 2 figli Lo so io grandi. dove metterò la testa? In che posto metterò la testa? Che calore! Lo lascia stare in pace a Mi Ferdinando. brucia! Perché se sua moglie lo Mi sa. fuma! Come, signora? Sta attento che Ferdinando Ferdinando? me lo lasci stare in pace. È un che bel io ragazzo. sono la sua, guarda, ascoltami, Lo sono la amo, tua suocera. lo amo! Io lo amo, lo metto davanti, ti trovo uno scapolo, no? No, io non voglio lo scapolo, io voglio l'uomo vero. Ferdinando è un uomo vero, lo voglio. No, non puoi essere. Lo voglio. Mettete la testa a Di pace. cicce ti voglio. Sì, Ferdinando mio, Ferdinando, ti amo, ti voglio, Ferdinando, che calore. Vai da un dottore e ti fa curare se sei No, ammalata. non mi faccio inculare dal dottore, ma da Ferdinando sì. Ti fa Ferdinando. curare, per fare una... Non mi faccio inculare. Oh, Ferdinando. Va, Io voglio va bene, io faccio il va tifo bene. per Ferdinando. Tu non ragioni, ragazza mia, Ferdinando. non ragioni. Come? Non ragioni Sì, è bene, vero. vede che Ferdinando è sposato. Ha ragione, signora, io non ragiono più da quando ho visto Ferdinando. Da quando ho conosciuto Ferdinando mi ha fatto l'occhietto. Io lo voglio, sono innamorato. Ma guarda, Ferdinando si passa il Sono tempo... calda. Ascoltami a me, se Ferdinando si passa il tempo poi ti lasci, è inutile che ti metto con Ferdinando. Ma non me ne frega niente, io voglio avere una bella avventura, poi quando finisce non importa, l'importante è trombone. No, figlia mia, Ferdinando, io sono Clitoride, sono pazza, sono Clitoride pazzo, sì, sono Clitoride pazzo. Ma che è uno scherzo, Che questo è uno calore, scherzo. mi brucia. No, questo è uno scherzo, Ah, faccio a tuo fratello. Adolfo! Questo è uno Che scherzo. calore! Oh, vieni! La signora mi ha detto che Ferdinando ci sta. Pronto?
Pronto, signora? Ma che è uno scherzo questo? No, signora, mia sorella, vede, è presa talmente dall'amore per Ferdinando e dalla voglia, dal Ma desiderio. davvero lo dici in quel modo? Lo dice perché lei quando parte è così, io l'ho già vista altre volte innamorata, e poi l'amore per lei è sesso, capito? Sesso, lei vuol fare sesso subito. Ma sapete, Così. ascolta, sapete che sua sorella non sta bene, perché non ha portato un dottore? sono un po' bottana, ma signora, Madonna. è una cosa A me normale. pare che è uno scherzo che mi Però è state facendo. sana, guardi, non attacca malattie A né me nulla. mi pare che è uno scherzo. Ma che come uno state scherzo? facendo. Se vuole gliela ripasso, signora, la ripasso? No, non è mai lei, rimasta signora, affatto, non perché è non mi piaceva come parlava, non me l'ha rimasta affatto. Lei non è stata capace di convincerla. Mi dispiace, signora, perché è ancora Io convinta. ora convince a mio genio, non si preoccupa. Ora è di là che si sta rotolando sul letto e dice Vabbè, ora Ferdinando, quando vede mio Ferdinando, genio, Ferdinando. C'è di cui va lui. Noi abbiamo il letto con le palle, quelle di No, ferro. non si preoccupa, che sono la suocera. Quando viene mio genio, Lei dica a Ferdinando, guarda, se ti si presenta una ragazza di nome Clitoride, lascia stare il Clitoride, non toccare, non la toccare, non mai, stai lontano dal Clitoride. Ecco, sta glielo lontana, dica. perché lei è malata, ci dico. No, Ci non dico. è malata, è No, solamente... ci dico che passa di te. E il fratello ci dico, se lo sa ci dico ti spara. È solo liberi... Come gli spara? Chi è che gli spara? Ti dico così, proprio per lasciar stare. Ma non esageriamo, è solo libidinosa, signora, libidinosa è. Ma È io molto ci dico buttana. così. Eh? Io ci dico a Ferdinando Che di ci no, dice? non mi frequenta sua sorella, Ecco. perché lui, prima cosa che non vuole, che è il fratello. Ah, il fratello di... sì, io non voglio, sì, Ecco, signora. ma hai capito? Sì, fra noi io le do ragione, signora, lei ha ragione, per carità. bravo. Ma mia sorella, guardi, è difficile, io ho già avuto esperienze, lei non la frena nessuno, lei Dove andrà ha detto che da abita? Andrà da Ferdinando e cercherà di... mamma capito, mia, ma signora... pensava che era scema io che mi diceva in quel modo. Io pensavo che era scema. La sente? Lo so, pensavo che era scema io. La sente come urla? Si sta rotolando sul letto. Sì, Ferdinando! Ma dove abita a distanza? Dove abita a distanza? Signora, io non so più cosa fare. Sta uscendo di casa, sta andando da Ferdinando. Stai qui, Clitoride, stai qui. È andata. Meno male che Ferdinando c'è. Ha sbattuto la porta. Speriamo bene. Pronto? Sì, signora, buongiorno. C'è il signor Claudio Santo? No. No? Questo no che lei mi dice mi fa presupporre. Posso presupporre, signora? Sì. Mi permette di presupporre? Sì. Mi fa presupporre che il signor Claudio Santo, purtroppo, vero? Non sia più... Signora? Non sia più? Non sia più in vita, signora, perché lei ha detto no con un tono, diciamo così, vedovile. Si sta sbagliando. Ah, meno male, perché guardi, c'ero rimasto male, Madonna. Ma lei già si aspetta, insomma, la vedovanza? Perché ha già quel tono no, come dire, non c'è no, come dire, purtroppo. Secondo me, sì, non è che suo marito, però a me piacerebbe richiamarla, non me la richiamare, dai, su. Sì. Uno che si chiama Claudio Santo, che bel nome. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, vorrei parlare con il signor Claudio Santo. Guardi, ho altro da fare, mi dispiace, mi lasci stare, salve. Questa era la figlia o qualcosa del genere. Vabbè, lascia fare. Vabbè, andiamo a cercare qualcuno che ci possa dare qualche... Questa qui... qualche satisfaction. I can get no satisfaction. And I try, un po' che tryare. Come Italia. Sì, va bene, sì, vabbè, d'accordo, sì, vabbè, sì, da un altro, varie, sì, ma, sì, no, scusa, no, ora ho fatto un piccolo errore, proprio sul prefisso, ecco, vai, sì, vai, che hai fatto, solo che non so che dire a queste persone. Ma qualcosa dirò, l'importante è che rispondano e poi, sì. Pure quel no di quella signora era una vedovanza, diciamo così, virtuale.
per lei suo marito è come se fosse morto, te lo dico io. Te lo dico io. Sì, te lo dico. Però ragazzi, in questa seconda parte abbiamo meno fortuna rispetto alla prima, in cui abbiamo trovato 2 sole persone perché abbiamo fatto 2 telefonate, però dobbiamo dire anche che sono venute molto bene. Mentre qui non si trova nessuno, non c'è nemmeno la possibilità di far venire qualcosa. Far venire. Oh, che bello far venire. Sì. No, fai venire, poi vieni anche te. Sì. Ora vediamo. No, siamo qui in frementi Pronto? attesa. Anna Maria, sei tu? Sì? Oh, Anna Maria, come stai? Michele. Oh, brava, ma hai subito riconosciuto, Michele. Come stai, Anna Maria? Come stai? Io sto bene. Io, insomma, non tanto, anche se non me l'hai chiesto, te lo dico lo stesso. Non sto tanto bene. E chi sei? Michele. Che c'è da ridere, non ti piace il mio nome? No, Michele, perché? non lo so. Non lo sai. Senti, Anna Maria, io non ce la faccio più. Non ce la faccio più, io sto male. Sì? Sto male. Sì? E che vuoi, una camomilla? No, voglio te. Ah sì? Te voglio te. Ah, sì? Anna Maria, io ti voglio. Sì? Ti ho sempre voluta. Sì. Ti vorrò sempre. Dimmi chi sei. E sai quella canzone di Celentano? E ti avrò. Sì, va bene. E allora poi vediamo, dai. Dai. Col tempo, dai. Ma come col tempo? Io non posso aspettare. Va bene. E poi mi dici quando? No, dimmi tu. Dici tu. Oggi, Oggi? A che ora? 17:30. Sì, va bene, dove? Vengo da te o vieni da me? E dove sei tu? Vabbè, vengo io da te? C'è qualcuno? Sei sola? No. Allora bisogna incontrarsi fuori. Sì. Dove ci potremmo vedere? Dimmi tu. Non lo so. Dove ti viene comodo? Dov'è che vai di solito? Va bene, casomai guarda, A fare la spesa. tardi, A fare la spesa. Dove vai a fare la spesa? Ci incontriamo lì davanti. Sì, va bene, casomai mi richiami perché ho da fare, eh? Sì, ascolta, ma questa ci sta. Ma questo quando mi richiami, capito? Ero Michele, poi non ero Michele, chi si frega se era Michele o non era Michele, l'importante è che avessi il pistolino, Vabbè. Questa mi è sembrata piuttosto decisa. Casomai la richiamo, Ecco, giusto, mi ha detto che la devo richiamare, io la richiamo. Giusto, la richiamo subito. Era anche una voce proprio affessacchiato. Pronto? Sì, sono Michele. Sì. Devo parlare con Anna Maria? E ne ho da fare, impegnata. Siccome abbiamo fissato per trombare, volevo sapere se veniva alle 5:30. Forse tu hai tempo da perdere, figlio. Figlio? Sì, Figlio sì. di chi? No, Di tua mamma, penso. Tu, Ciao, bello, figlia ciao. di tua mamma. Ecco, sei ben chiaro. Ecco. Vabbè. Ma quante donne ci sono in quella casa? Questa era gelosa, voleva essere lei la prescelta. Dimmi cara. Ma che se ne frega. Andiamo. Il punto è che da queste parti, tutte queste persone hanno lo stesso nome, tutto lo stesso nome. Come si fa? No, veramente uno può dire un'omonimia, stesso nome e cognome, C'hanno questa monotonia di scelte, ci sono tanti Michele, santo, Sebastiano, andiamo da Serafino, va. Andiamo da Serafino, almeno Serafino è una specie di angiolino. Sì. Donne, arriva la primavera, c'hanno un uzzolo ragazza addosso. Che uzzolo le c'hanno. Mamma, ma davvero sai. Pronto? Ciao, c'è Serafino? Chi è che parla? Cherubino. No, non è qui Serafino. Serafino non c'è? Dimmi dov'è. Non lo so. Come non lo so? Dov'è Serafino? Non lo so, non è questo il numero. Ma non torna a casa Serafino? Non lo so, non glielo saprei dire. Ma abita lì Serafino? Sì, passa da qui. Se vuole lo posso provare a rintracciare e glielo dico che ha chiamato. Posso lasciar detto un messaggio per lui?
Che cosa? Ma lei è parente? Sì, sono la nipote. La nipote, ecco. Posso lasciare detto un messaggio? Sì, le lascio un certo. messaggio quando viene, glielo dice? Certo, Ecco, io sono Pasquale. Pasquale Cherubino. Pasquale Cherubino di cognome, Pasquale di nome e Cherubino di cognome. Certo. Allora, gli dice che io entro stasera Sì. gli ho trombato la nipote. Ah, Ha capito? Glielo dice? sì, Lei è la nipote, giusto? sì. Ecco, sarà bellissimo. Questa primavera mette addosso tanta voglia di fare l'amore. Sì, devo lasciare detto qualche altra cosa? No, basta questo. Entro Va bene, stasera, grazie. cioè, che lui lo sappia, poi lo saprai anche tu. Anche prima di lui. Che merda, che messaggi, Ma insomma, questa primavera, capito, mi mette la voglia di trombarle tutte, purtroppo è un si pone, anche la nipote di Serafino, c'è un dottore e io ho immediatamente una malattia che mi assale, che mi appepe, sì, mi ha origano, mi ha sale e basta, ecco, non lo so io, ecco, vediamo se il dottore, sì, dottore, però c'è un altro, vero? Pieno di dottori, c'è anche un sacerdote, vero? Dopo si fa il sacerdote, prima si fa quest'altro dottore. Dottore, mi scusi, non chiamo da mesi. Com'è? Questi sono gli squallor, sì. Sì, vai, sì. Ho fatto un numero, dell'altro dottore. Se no vado dal SAC, che SAC vorrà dire Sacman. Vorrà dire sacerdote, no? I dottori proprio da queste parti non ci sono, chissà dove sono, Bene, allora, vabbè, mi confesserò al SAC. Sì, vediamo il SAC, se c'è il SAC, che uno ha bisogno, il dottore non lo trova, ha bisogno del sacerdote, vediamo se lo trova. Vediamo, perché a volte anche il sacerdote non c'è, magari c'è la perpetua, sì. Pronto? Eccola, pronto signora, buongiorno. Buongiorno. C'è Don Giovanni? Don Giovanni non c'è, è andato a Lourdes. Oh, mamma mia. Domenica sera. Sono Antonio Casanova. Non lo so. Antonio Casanova. Sì. Non lo so, signor. Sì, lei chi è? Una parente di Don Giovanni? No, io sono la ragazza che sta lavorando con loro. Ah, ho capito, lei lavora lì, come dice, la perpetua? Sì. Ah, ho capito. Lei è giovane allora, molto giovane. No, 26 anni. Ah, certo, è giovane, certo. Sì. Ma non è italiana? No, sono filippina. Filippina, ah, Sì. che carina. Ma lei sarà fidanzata, sposata? Sì, sono sposata. Sposata? Sì. E suo marito è qui o nelle Filippine? Qui. È qui? Ha anche dei figli, signora? Uno solo, sì. Un figlio, sì? Sì. Ah, sì. Io sono un grande peccatore. Cercavo Don Giovanni, ma ora è a Lourdes, Sì. Cercavo perché volevo confessare i miei peccati, sa? Io sono uno che non fa altro che trombare donne dalla mattina alla sera. Sono un grande peccatore. Io pecco. A volte quando mi guardo allo specchio mi sembra di essere Gregory Peck, da quanto pecco. Capisce? Ho capito. È brutto perché io non riesco a fermarmi. Queste donne poi con la primavera sono tutte disponibili, sa, queste svergognate, ma io ne approfitto e faccio l'amore con loro. E lei quanti anni ha? Io 42. 42. Sì, lo so, io non so come fare, cioè lui forse poteva darmi un consiglio, è tanto bravo Don Giovanni, è tanto Sì, bravo. bravissimo. Mi è andata a Lourdes. Sì, allora sì, magari chiama di nuovo Senta, domenica. ma lei come si chiama lei? Io sono Lita, signora. Lita? Sì. Lita Filippina. Sì. Senta, allora facciamo così, ora vengo lì e la trombo e poi se ne riparla, va bene? Come? Posso venire a trombarla? No. Sì, una trombatina, una cosa così, veloce. No.
Sì. E perché? Perché? Perché io pecco. Io sono molto peccatore e quando pecco. E quando ho peccato voglio ripeccare. E siccome ho peccato stamattina vorrei peccare anche oggi pomeriggio. Allora vengo lì, signora? No. Vengo da lei? Sa che una Filippina mi manca. No. Mi manca la Filippina. Facciamo solo una trombatina. Basta, signora. Una trombatina e basta, sì, vengo subito. La Filippina, poverina, che lavora per il padre, Don Giovanni poi. Don Giovanni, già, io ero Casanova, certamente lui era Don Giovanni. Ma siamo sicuri che fosse a Lourdes? Don Giovanni, Grand Tombeur de Femme. Va bene, vabbè, basta con questi peccati e con questa libidine. Basta e ancora basta, perché qui non si può andare avanti, sempre con il sesso. Oh mamma mia. No, com'era lamentosa la Filippina. Oh no. Pronto? Pronto? Benito? Sei tu? Chi è? Sei tu Benito? Pronto? Sì, Ma io chiedo, sei tu Benito? No. C'è Benito? No. E dov'è? Io sono Francesco Benito. Ah, sì, è quello. Io che dico Francesco Benito è troppo lungo. Ecco. No, è perché io voglio dire Francesco prima. Ah, perché non ti piace Benito? No, non mi... magari non hai certe idee politiche e ti dà noia. Comunque, mi dica cosa vuole. Ti volevo invitare alla nostra festa. La festa. Purtroppo Puoi non venire? Sono nel periodo giusto. Perché? Che è successo? Perché sono in dieta. In dieta? Ma la festa non è mica detto che uno debba mangiare per forza, è una festa. Dov'è? Qua nella nostra sede facciamo la festa dei figli del fascio, e insomma tutti coloro che hanno ancora la fiamma che arde dentro. Mamma mia! I vecchi fascisti! Allora si dà a posto. Francesco Benito! Si dà a posto, lo potete cogliere a bozzetto tutte quanti. Il tuo destino nel nome, il nome tuo dice che tu sei un grande fascistone, è vero? Azzo! Francesco Benito, Indovinato, è vero? Proprio perfettamente. Lo so che sei di destra. Oh mamma mia! Anzi, a te piace fare il saluto romano, è vero? Sempre! Quando vieni da noi potremo farne quanti ne vogliamo. Manchigano, signore! A noi, evviva! Francesco Benito, tu sei uno dei tanti Benito che sono invitati. Ma perché non vi mentite, mi facete una stampa di travaglio tutte quante siete dopo? Scusa, tutte quante! Traduci in italiano. In italiano, disgraziati! No, perché io purtroppo non sono. Mi piacerebbe, ma non so, io sono del nord, capito? Sì, e allora... tu sei un nord i catafurio. Catafurio. A mia Murigi. Allora, Benito, allora cosa volevi dire? Che noi sarebbe meglio che andassimo a lavorare piuttosto che. Era ura. Era ura, sì. Era ura, Comunque noi ti invitiamo. È tutto spesato, gratis. Vieni. Noi, te sei a dieta, non ti facciamo mangiare, ma solo un bel po' di olio di ricino. A posto, vedrai come andrai di corpo. Una bella dieta, dimagrirai, diventerai bellissimo. Bellissimo, proprio Kiddo Piccione. Kiddo. Ma cosa stai dicendo? Mamma mia. Ma cosa stai dicendo? Allora. Dimmi. Mangiaste dopo, che fai? Mangiaste? Ma noi mangeremo e tu non mangi. Io già mangiai. Stai digerendo. E cosa mangiasti? Cosa mangiasti? Chiedo che pozzo. Chiedo che pozzo? Chiedo che tu puoi? Un risotto semplice e delicato. Ah, delicato? Come il tuo nome, Francesco Benito? Bravo, come il mio nome è Francesco. Benito. Non dimenticare che Benito ti chiamarono. E Benito sei per sempre. Sei Benito, non te ne devi vergognare. Sucuni. Sucuni. Sì, sucun chi dà cudau.
Suguni tu. Ma non hai idea che fare dopo. Ma mai, minchia, mai hai idea che fare. Benito, dimmi almeno che sei mascolino, che sei virile. Sei a dieta anche di donne? Pecora, meglio un giorno da leone che 100 da Francesco Benito. Pecora. Allora, ti aspettiamo stasera. A onde? Alle 9:30 stasera. No, ma io non vengo. 21:30, io non vengo. Non ti parte, amore. Noi ti aspettiamo, se non vieni ti veniamo a prelevare di peso. No, sai guarda, come siamo noi, una bella squadraccia, ti preleva di peso e ti porta in sede. Non faccio niente in questo periodo perché devo stare attento al colesterolo e a tante cose. E il colesterolo? E abbandonare un sacco i cosi. I fascisti non hanno colesterolo. I fascisti, no io. Tu diventa ancora più fascista e vedrai che il colesterolo ha paura e scappa. Sai? Gli diamo tutte le manganellate a quel colesterolo. Sì, quel signore. Magari fosse cosa e il colesterolo è comunista. A onde mangiate stasera? A onde che hai da dire? A onde, qui vicino. Onde? Qui vicino. Comunque... in via San Cosimo. De Cavalieri. Noi ti aspettiamo, No, io per davvero non vengo, Non vengo? No, perché non ma tu tieni non riesco nemmeno a mangiare, capisci? Tu tieni a mughiere. Tieni a mughiere. Sì. Che ti dice? Mi dice, ma stai a dieta, mi controlla tutto il mangiare. E sul sesso che ti dice? Tutto bene. Tutto bene, ma che tutto bene, ti controlla anche quello? No, che cinta, una cosa con nata ora. Sucunni. Sucunni forte. Sì. Francesco Benito. Benito. Francesco Benito, sei già ito? Sì. Oh! Cosa è successo? Oh! Che è successo? Niente, che volevi? Questa è la voce dall'aldilà, Benito! Facciamo la seduta spiritica. Benito, ci sei? È arrivato Benito, Benito! Dici tutto! Raccontaci! Come è successo? Che? Allora. Ecco, rimani là. Benito! Oddio, è una voce. Che carizza vuoi tu? È la voce del trapassato. Sì, che carizza vuoi tu? Benito! Una dici, come ti uccisero? Sì. Come successe? Chi è stato veramente? Allora, lo spirito non vuole sbottonarsi, anche perché non c'ha i bottoni. Come si fa? Benito! Lo stiamo perdendo! Io sono il medium. Sto soffrendo, sto perdendo le forze. Non schiattare. Aiuto! Che fa? Vai e viene. Quando schiatta può morire. Addio! Schiatterai tu. Tu sei già morto. A forza di dieta. Addio Benito. Addio Benito. Paura. Benito, non mi fare paura dall'aldilà. Fantasma. Addio Benito. Ma vattene. Non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo. Sto qui in sollazzo, non mi rompete il